Ciao ragazzi, che molti riconoscano Bovolone come capitale agricola nel mondo del tabacco o come capitale del mobile è risaputo. Ma Bovolone è anche una capitale del vino, grazie a questo signore e alla sua famiglia. Luigi Rizzi, eccolo qua, della cantina Sei Terre. Pensate che qui si producono alcuni dei vini più importanti d'Italia. Il discorso di Sei Terre a Bovolone è un qualcosa di anomalo, essendo in una zona di pianura. Però praticamente noi siamo qua per un effetto storico un po' particolare. Il papà, che era un viticoltore del Trentino, della Val d'Adige, praticamente nel 59-60, quando passò l'autostrada del Brennero, questa prese buona parte del vigneto e quindi espropriò la proprietà del vigneto del papà. Per un motivo fortuito venne a trovarsi a Bovolone e qui a Bovolone, terra tradizionalmente non di vigne, si innamorò di questo terreno particolarmente sciolto, simile a quello della Val d'Adige, ma soprattutto venne colpito dalla presenza di tabacco, che era in quantità enorme, e quindi ne dedusse che in questa zona grandinava veramente poco. Acquistò il terreno, fece il vigneto, fece la cantina, che poi io mi trovai e ampliai, però con la consapevolezza che eravamo su una zona non di nomea particolarmente entusiasmante dal punto di vista viticolo, quindi risalimmo in quel di Custozza, per poi fare Custozza, Bardolino, il discorso del Lugana, andammo fino in Piemonte. Infatti parliamo, che cosa vuol dire Sei Terre? Ora, Sei Terre praticamente è una realtà di circa 300 ettari che è sostanzialmente composta da 6 aziende agricole situate in 6 location a particolare vocazione viticola. Da San Leone a Valeggio, abbiamo la Fantona in zona Lugana, abbiamo la Montebello in Piemonte, abbiamo la Ca del Lupo su in Valpolicella, il Maso Bianco in Trentino, che è la sede storica del papà e del nonno, e poi il grosso dell'azienda ormai è in Maremma, in Toscana, dove produciamo il Maremma DOC, l'IGT toscano, Sangiovese e Vermentino. Però la mente operativa, legale, tutto quanto è a Bovolone. Bovolone praticamente è diventato la cantina, il deposito, la sede legale dell'azienda, il quartier generale. Quartier generale. Dopo un aneddoto particolare, noi che siamo di origine trentina, nella bassa veronese ci siamo trovati particolarmente bene, perché i trentini parlano con la Z e anche a Bovolone. Quindi i miei amici spesso mi prendono in giro per il discorso dei 5.555 franchi. E quindi ci siamo trovati a casa nostra a Bovolone, ci siamo trovati a casa nostra. Mi sono sentito a casa. Io sono anch'io di Bovolone, quindi capisco benissimo i 55. Ma a Verona ci prendono per i fondelli. Pazienza. Grazie Luigi. Anche questi vini e questa storia li potete incontrare alla Fiera Agricola di San Biagio dal 18 al 21 marzo. Prosit! Evviva! Evviva! Evviva i vini di Bovolone. Cincin ragazzi!